che è professore a Catania, professore all'Università di Catania, si occupa di Ghibellini in buona parte, ma anche di tante altre cose, tra cui appunto anche le pratiche da salotto o della socialità della musica. E ci parla infatti del contesto dell'editoria musicale, scusate, no, sulla gli echi in Sicilia, della Sicilia nel salotto alla fine dell'Ottocento. Prego, Maria Rosa. Grazie, grazie Paolo. Allora, anch'io vado con i ringraziamenti perché sono doppi ringraziamenti, sono doppi perché ho avuto modo di lavorare, discutere anche la preparazione di questo incontro con Carlida, con Paolo e con Massimo e per me è stata anche un'occasione di crescita, di confronto con colleghi, con amici e anche entrare meglio dentro questo argomento. E poi perché anche c'è questo accordo fra l'Università di Catania, il mio dipartimento e il Dipartimento di Scienze Umanistiche e la Fondazione Levi, che è una bella sfida e contiamo di contribuire a questo bel progetto così ambizioso e di dare il contributo per portarlo a termine. Quindi ringraziamenti sia ai colleghi sia anche alla Fondazione Levi per questa opportunità. Io prenderò in considerazione in questo intervento una porzione molto interessante e anche consistente del database Plenizio. Ora spero di farcela ad uscire da qui un attimo e di andare avevo già avvertito ecco, no, ce la sto facendo, benissimo, ecco. In questa slide voi vedete una selezione del database Plenizio, è già stata in parte lavorata da me, quindi ho già tolto tutte i giudizi di valore che ieri abbiamo visto durante la relazione di Paradiso e ho anche messo dei colori che ci circoscrivono un repertorio molto interessante e consistente di un compositore catanese, si chiama Francesco Paolo Frontini, vissuto diciamo, a cavallo fra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, e in un periodo molto interessante soprattutto per l'ambiente catanese. Devo dirvi che Catania ha avuto due momenti di grande crescita e di presenza nell'orizzonte culturale, non solo nazionale, possiamo dire anche internazionale. La prima presenza della città è nel Settecento, quando arrivano tutti i viaggiatori e la descrivono e quindi in parte la restituiscono, ne restituiscono l'immagine per delle presenze anche importanti. Io penso a Goethe, penso a Münter, penso a Rizal, insomma a tutti i viaggiatori passavano da Catania per questa ricchezza, il monastero dei Benedettini, il principe di Bisceglie. L'altra fase di crescita culturale di rappresentazione alta della città è proprio alla fine dell'Ottocento e proprio gli anni in cui Francesco Paolo Frontini vive la sua formazione superiore, che ora vi dirò dove la vive e come la compie. Gli anni subito dopo il 1876, a cavallo fra il 1876 e il primo Novecento, Catania è al centro dell'attenzione. È un contesto culturale molto vivace per due motivi. In primis perché ha la consapevolezza, è diventata la città di Bellini, non prima durante la vita di Bellini né tantomeno subito dopo la morte di Bellini, ma a seguito della traslazione delle ceneri da Parigi a Catania, 1876. E quindi ha i fari puntati proprio perché c'è questa opera di monumentalizzazione della figura di Bellini e in parte anche in questa produzione di Frontini, poi ve lo dirò alla fine, anche questa componente è presente. Invece l'altro faro puntato sulla città e come capitale della cultura è che a Catania c'è il grande cenacolo verista, cioè la presenza di Verga, Capuana e De Roberto, che vivono fuori Catania, che vivono a Milano, fa sì che il rapporto fra Milano, capitale in assoluto della cultura, e Catania diventa molto stretto, e Frontini è nella maglia di questo rapporto con soprattutto Capuana, Verga,
e De Roberto. Allora, questa è la cornice nella quale il compositore vive la sua attività, la sua crescita anche artistica. Ma che cosa ci dice il database Plenizio su Francesco Paolo Frontini? Sono più di 120 items, cioè una produzione di canzoni e di romanze da camera che possiamo dire veramente rappresentativa e consistente, dalla quale poter ritagliare attraverso tutti quelli, diciamo, suggerimenti che ci sono venuti anche dalla relazione di Bianca Maria Antolini sull'editoria, ma anche da quella di Carlida e anche da quest'ultima, proprio tutte queste, diciamo, questi campi di ricerca, queste chiavi di lettura che ci consentono di leggere, che ci consentiranno probabilmente di leggere il database di Frontini dentro diciamo, il lavoro che Plenizio ha svolto e ha fatto durante la sua attività. Che cosa, per esempio, io ne ho evidenziate? Se vogliamo fare una ricerca del database Plenizio solo e soltanto per le dediche, è chiaro che anche qui costruiamo un percorso, perché abbiamo delle romanze, delle canzoni dedicate a Lauro Rossi, che è stato il suo insegnante, ma poi a Guido Libertini, che è stata una delle figure più alte che abbiamo avuto nella ricostruzione anche della cultura siciliana. Ma poi possiamo proseguire per chiavi di lettura che riguardano i testi, gli autori dei testi, ma per esempio, e qui anche il nostro Plenizio è abbastanza preciso, non solo nell'attività editoriale che attraversa e che restituisce questa produzione di Francesco Paolo Frontini. Per esempio, la presenza di alcuni periodici, come questa del Belcanto, che magari non sono perfettamente tracciati, ma che pubblicano queste romanze. Un altro aspetto che è emerso solo e soltanto da un primo ordinamento, da una prima lettura del database Frontini, è anche quella relativa alla partecipazione ai concorsi. Per esempio, Frontini partecipa ai concorsi delle canzoni di Piedigrotta a Napoli, vi contribuisce e non solo, e partecipa anche ad alcuni concorsi che si svolgono fra Palermo e Catania, e molte delle sue romanze da camera e delle sue canzoni si collocano proprio lungo la scia di questa, diciamo, canale di diffusione, di disseminazione di questo genere, come abbiamo giustamente intitolato, senza confini. Ma io oggi chiudo questa finestra e ritorno al PowerPoint per descrivervi, anche per darvi un saggio della produzione di Frontini. Dov'era? Se tu me lo riprendi il PowerPoint di prima, lo dobbiamo riaprire. Allora aspetta un attimo che andiamo in presentazione. Mi soffermerò su qualcosa in particolare che può essere esemplificativo. Ci tengo a dire che in questi anni, questo repertorio, in questi ultimi anni, questa parte della produzione di Frontini è già stata focalizzata, ed è stata focalizzata attraverso due studi, diciamo, non troppo recenti, non sono recentissimi, però uno del 2015 e l'altro del 2016. Il primo è stato citato ieri anche da Carlida e si tratta di una pubblicazione molto ben fatta sulla canzone siciliana a Palermo, nella quale noi incontriamo Frontini insieme a tanti altri autori dello stesso periodo, ben messi a fuoco, per esempio da un saggio di Consuelo Giglio, e anche in questa pubblicazione vi ha partecipato anche esso stesso Massimo Privitera, che oggi doveva essere la parte doppia della mia relazione. E in parte diciamo, questa produzione frontiniana ha anche avuto l'attenzione da parte degli studiosi dell'Archivio Etnofonico Siciliano che ha sede a Palermo, una
un saggio, un numero è stato proprio dedicato anche a Frontini, questo intitolato Figure dell'etnografia musicale europea, materiali, persistenze e trasformazioni, con un saggio anche questo molto preciso e molto ben fatto di Giuseppe Giordano. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché, a differenza della canzone veneziana, della produzione napoletana, come abbiamo ascoltato anche da Giorgio Ruberti, manca ancora del tutto una focalizzazione sulla canzone siciliana, e proprio la pubblicazione a cura di Orietta Sergi, cioè dai Sorgi su Palermo, ha fatto un primo punto, sebbene contestualizzata alla città di Palermo. Fuori da questa pubblicazione però è rimasta la canzone catanese. Ora, come se esistesse una canzone palermitana e una canzone catanese, esiste una produzione che va circoscritta a meccanismi editoriali, di socialità, di pratiche, anche di formazione palermitana, così come quella catanese. Ma Frontini non può essere assolutamente relegato nella sua città, perché, anche come abbiamo visto dal database che vi ho mostrato, le relazioni con il panorama nazionale sono tante, e soprattutto dal punto di vista editoriale. In questa slide vedete le coordinate biografiche di Francesco Paolo Frontini. Nasce nel 1860 e muore nel 1939. La sua fama è legata soprattutto, come vi dicevo prima, più che a questa produzione così ricca, ad un'opera che ha composto sul libretto di Luigi Capuana, Malia, che ha avuto un grande successo. Però possiamo anche dichiarare con grande sicurezza che invece quello che ci restituisce proprio la statura del compositore è la sua produzione di romanze e canzoni. Questa raccolta, su cui io oggi mi soffermo nella seconda parte del mio intervento, è una raccolta che rientra nel novero di quelle raccolte di ricordi, che è stata pubblicata nel 1883. Focalizzo l'attenzione su questa raccolta di canti popolari dal titolo Eco della Sicilia, per contestualizzarli in una temperie artistico-musicale ottocentesca, che ci consente di mettere a fuoco il processo di riscoperta e adattamento del canto popolare, che condusse in ambito culturale alla fondazione della categoria di soggetto popolo, sulla elaborazione di due concetti fondamentali, quello di popolo e quello di folklore. Ecco, Frontini con questa raccolta si inserisce a pieno diritto in questa scia. Allora, io qui, per affrontare un po' il discorso e le modalità attraverso cui Frontini elabora il suo lavoro, prendo in prestito una prospettiva molto, molto chiara che Peter Burke ha guardato a questa produzione, perché questo processo di circoscrizione del concetto di soggetto popolo secondo Burke avviene attraverso due fasi distinte, una di immedesimazione e una di distanziazione. La prima fase, quella dell'avvicinamento al prodotto popolare, al fine di familiarizzarlo, è appunto la fase di immedesimazione. La seconda invece è caratterizzata da un processo di adattamento del prodotto popolare nel modo che appariva migliore, o anche per abbellirlo. Quindi avvicinamenti e abbellimenti si riscontrano anche in campo musicale, nel quale la riscoperta del canto popolare viene tradotta in un linguaggio espressivo caratterizzato da inserti di accordi, aggiunti di accompagnamenti armonici e riletture di linee melodiche volte a incontrare il gusto per lo più da salotto. E a queste modalità espressive può essere ricondotta anche la raccolta Eco della Sicilia di Frontini, che va riferita alle conoscenze maturate da Frontini nel corso dei suoi studi compiuti sotto la guida del demologo palermitano Giuseppe Pitrè. La seconda fase, invece, quella di riscrittura del prodotto musicale popolare, invece appare più vicino, fa sì che questo prodotto, su cui
Frontini lavora appare più, si trasforma e appare più vicino ad una romanza da salotto che ad un autentico canto folclorico. Quindi diciamo, possiamo affrontare questa produzione frontiniana attraverso questo atteggiamento di avvicinamento e abbellimento. La raccolta è stata pubblicata nel 1883 da Ricordi, va posta in continuità rispetto a un filone di ricerca che, animato dalle attenzioni degli intellettuali romantici per il repertorio popolare, aveva avuto sviluppo nella prima metà dell'Ottocento, basato su un criterio estetico che non sempre fu capace di alienare un atteggiamento di populistico paternalismo incline alla rielaborazione del canto popolare, con l'obiettivo di sublimare l'espressione sonora genuina di artigiani e contadini in uno stato d'animo cosiddetto alto, proprio di un ideale popolo italiano. In questa cornice spicca chiaramente l'iniziativa editoriale di Cottrau, che tra il 27 e il 47 trascrisse e riarrangiò anche canti napoletani per poi pubblicarli nella raccolta Passatempi musicali per i tipi della sua calcografia, gestita inizialmente con Girard. Il connubio fra una strategia editoriale vincente, la vendita per abbonamento e la riscoperta di un patrimonio sommerso tutto da reinventare, e qui i cavalli di battaglia furono, come abbiamo anche sentito, lo Guaracino, Francesca Caluciva, Michele Ammà, e riuscì a fare breccia nelle pratiche sociali da salotto proprio degli ambienti medio borghesi. Indubbie le ricadute di un tale successo sui meccanismi produttivi della musica. Le scelte editoriali di Cottrau e Girard apparvero paradigmatiche a Ricordi, che iniziò di conseguenza a privilegiare il repertorio musicale popolare. Risale infatti al 1877 la pubblicazione della raccolta Eco di Napoli, seguita nel 1881 dall'Eco della Lombardia, nel 1882 dai Canti popolari abruzzesi, e per arrivare nel 1883 all'Eco della Sicilia di Frontini. La sequenza editoriale sarebbe stata poi conclusa sul finire dell'Ottocento con la pubblicazione dei Canti popolari veneziani del 1891. Va detto tuttavia che già dalla metà del secolo nella penisola era maturato un indirizzo di studi che dava impulso all'approccio storico-scientifico rispetto a quello estetico-idealistico e che ebbe le vette più alte dei contributi su folklore di studiosi come Pitrè, Ancona, Comparetti, eccetera. E questi studiosi non si limitavano soltanto alla mera raccolta e classificazione dei materiali etnofonici, ma attraverso lo studio comparativo e l'attenzione al contesto storico di provenienza dedussero anche dei criteri metodologici tuttora validi. Con Giuseppe Pitrè Frontini venne in contatto durante gli anni della formazione, come vi dicevo, accogliendo degli insegnamenti, e nel 1882 un giovanissimo Frontini, appena 22enne, decide di accettare l'incarico da parte di Ricordi per pubblicare l'antologia di canti popolari siciliani. Ora, non è escluso che furono proprio le conoscenze trasmesse da Pitrè a corroborare l'attenzione di Frontini verso il prodotto musicale etnofonico. Giova ricordare che proprio negli anni degli studi svolti a Palermo, Giuseppe Pitrè aveva avviato la pubblicazione dei primi 2 volumi della Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane, ossia il poderoso progetto di ricerca sugli usi e sui costumi del popolo siciliano, tratti dalla viva realtà, dalla voce di contadini e artigiani, al fine proprio di costituire un repertorio. L'occasione però fu propizia per Frontini per ricontattare il vecchio insegnante di materia letteraria al fine di richiederne la consulenza per il lavoro che si apprestava a svolgere. Ne abbiamo assoluta contezza dagli scambi epistolari intercorsi fra i due nello scorcio di tempo in cui fu portata a termine la stampa di Eco della Sicilia. E così Frontini indirizza la prima lettera da Catania nell'82 per mettere a parte il suo insegnante e chiederne nello stesso tempo la collaborazione, già che scrive: mi troverei in un mare di confusione se ella col suo più che valevole appoggio non volesse aiutarmi. Ora, il carteggio è molto frammentato e non ci consente di ricostruire lo scambio di messaggi fra i due, però voglio ricordare che Pitrè
Pitrè in una lettera si esprime in maniera molto netta rispetto al lavoro che Frontini si accingeva a svolgere, e sottolineando il valore del lavoro di Frontini. Il canto, o meglio la parola non isposata alla melodia, non è l'espressione intera della poesia veramente popolare, e in questa sottolineatura di Pitrè c'è anche una parte di riconoscimento del valore che poteva il lavoro di Frontini, cioè aggiungere la sonorizzazione a quei versi che lui stesso aveva già perfezionato, aveva già indagato attraverso una ricerca svolta sul campo. Infatti Pitrè scrive: la melodia ha un grandissimo ufficio nel canzoniere del popolo, senza la quale il canto è un puro ed ozioso esercizio. Ecco perché si incontrano gravi difficoltà nel raccogliere e copiare dei canti con la sola ripetizione orale di chi li sa, e perché, volendoli avere nella loro interezza, bisogna fare che il cantastorie associ la musica alla poesia. Allora, nella prima fase del lavoro Frontini focalizza la richiesta di aiuto sulla selezione dei testi letterari da musicare e sulla relativa stesura dei testi alle musiche raccolte dalla viva voce del popolo siciliano. Il giovane musicista chiede conforto al suo insegnante sul modo di completare una melodia di canzone ad ottava mancante del testo, e Pitrè gli suggerisce di supplire con quella di altra ottava, perché la melodia è una per mille. Questa è una dritta che nella messa a punto di questo repertorio è molto puntuale, ma soprattutto Pitrè raccomanda all'allievo di confezionare una raccolta di arie genuinamente siciliane, ovvero caratteristiche. A giro di posta, cioè in un'altra lettera, Frontini si impegna a pubblicare vere arie e canzoni popolari siciliane, ma tornando a chiedere approvazione ancora una volta a Pitrè sull'autenticità di alcune melodie popolari. E il termine che usa nel rivolgersi al proprio insegnante, il dubbio è: siciliane o sicilianizzate? E ora arriveranno le risposte. I 50 canti contenuti nell'Eco della Sicilia videro la luce nell'autunno del 1883 per i tipi di Casa Ricordi, e bisogna anche dire che la raccolta fu corredata da una bellissima copertina che venne realizzata da Manuel Orazzi, un illustratore che ebbe una posizione centrale per il periodo, perché fu l'illustratore anche dei Fiori del Male di Baudelaire e anche di altre opere importanti. Una dedica impreziosiva, ecco, della Sicilia di Frontini al cavaliere Giuseppe Pitrè, ovvero a colui che aveva dato, secondo Frontini, l'impulso ai suoi studi sul repertorio popolare. Ma è anche vero che la raccolta Eco della Sicilia, che doveva uscire con una prefazione di Pitrè, venne pubblicata invece con una sorta di prefazione, di introduzione dello stesso Frontini, nel quale il compositore, più che descrivere l'iter che l'aveva condotto a questa sua fatica, cerca di mettere un po' le mani avanti sul tipo di risultato che aveva raggiunto, e scrive: ho voluto dare un saggio delle più caratteristiche fra le canzoni dell'isola, e sottolinea anche come precauzione non inutile che non bisognava fargliene una colpa se qualche melodia del continente si riscontra, perché è risaputo come molte delle più briose ed allegre canzoni del napolitano e dell'Italia meridionale vanno e fanno il giro dell'isola, e con delle forme dialettali, e così si dica anche di qualche patetica e amorosa cantilena siciliana che dal vicino continente giunge fino all'isola. Lecito ora, a tal punto, e mi avvio alla conclusione, dire che cosa era avvenuto nel processo di distanziazione di Frontini rispetto al prodotto popolare. In questa slide vedete una serie di puntualizzazioni
puntualizzazioni che Frontini mette, diciamo, per iscritto in una lettera richiamato dal Pitre stesso, un po' un qualcosa che facciamo anche noi con i nostri studenti quando gli chiediamo mi spieghi che tipo di lavoro ha fatto. Non ve le leggo perché il tempo è poco, però sostanzialmente si ferma in maniera accorta su 4 principi che avevano guidato il suo lavoro: l'originalità, la specificità, l'autenticità e l'interpretazione. Sull'interpretazione è il punto dolente di questo lavoro di Frontini, che gli viene rimproverato da Pitre. Per interpretazione si intende la traduzione in italiano dei 50 componimenti, molta richiesta dai Ricordi a scopo editoriale, e Frontini tenta di giustificare la scelta scrivendo a Pitre che comprendeva benissimo che perdono molto di quella poesia caratteristica, di quei vocaboli che racchiudono 100.000 parole, ma lo scopo è di far conoscere la musica. Cosa fa Pitre? Pitre risponde a Frontini, anche lui con un saggio di magistero, di alto magistero, chiosando il lavoro di Frontini, nel quale possiamo metodologicamente rintracciare i termini della differenza, per esempio, fra la canzone ottava siciliana a rima alterna e ciuri, cosiddetti stornelli, e Pitre qui indica quelli che sono i numeri della raccolta che corrispondono esattamente a queste forme, e così come indica a Frontini quali sono le composizioni autenticamente siciliane, il numero 1, la rosa, la ficula, amante con fissure, eccetera. Ci sono i titoli, e anche indica a Frontini invece qual è l'origine incerta di alcune composizioni, ma spiega anche a Frontini il perché ci si ritrova di fronte a 2 interpretazioni che Frontini una la coglie direttamente dalla voce del popolo, e l'altra invece la riutilizza, ovvero la ripubblica, ed è il famoso componimento, la famosa canzone Lulabru, tratta su testo dell'abate Giovanni Meli, che si trova anche rubricata in raccolte di canti popolari come quello di Salafia del 1860 circa. Sono tutte ragioni che rendono il lavoro di Frontini sicuramente agli occhi del proprio insegnante di Pitre lo rendono importante, ma nello stesso tempo sulla traduzione in italiano dei canti il Pitre ci trova veramente il punto dolente dell'operazione frontiniana. E in effetti non è così che la pensa invece né l'editore Ricordi, né tantomeno l'entusiasmo con cui la raccolta viene accolta dalla stampa. Io ho semplicemente preso parte della rassegna stampa che ci dice invece che l'Eco della Sicilia ebbe veramente un notevole successo, e da lì cominciò veramente la fama di Francesco Paolo Frontini, una fama forse maggiore anche rispetto a quella di Malia dell'opera sul libretto di Capuana. Giornale di Sicilia ci restituisce tante di quelle componenti che ci dicono che la raccolta ha un pubblico di riferimento che è appunto quello del salotto. Ve lo leggo e così concludo. Egli Frontini parte dai libri, parte dalla viva voce del popolo, raccolse le più caratteristiche tra le melodie siciliane, scegliendo quanto di più grazioso, appassionato. Insomma, la raccolta del maestro Frontini è molto ben fatta, e noi, raccomandandola alla borghesia, crediamo di raccomandare una cosa graziosa, attraente e degna anche per la sua veste di figurare nel più elegante salottino della nostra aristocrazia. Soltanto in chiusura ci tengo a dirvi che questa è soltanto la parte, la punta dell'iceberg della notevole produzione di Frontini, perché Frontini porta avanti tutta una serie di pubblicazioni con i maggiori
maggiori editori che abbiamo ascoltato nella relazione di Bianca Maria Antolini, quindi con Forlivesi, con De Marchi, ancora con Forlivesi, con Caric, e a queste raccolte di canti popolari della Sicilia bisogna aggiungere, e dal database di Plenizio si evince perfettamente, tutta una serie invece di pubblicazioni di pezzi sciolti che probabilmente fanno riferimento sia ai concorsi sia all'attività editoriale di piccole tipografie catanesi o siciliane che non rientrano e che non vengono tracciate e che probabilmente saranno tracciate soltanto dal database scaturito dal catalogo del Plenizio, che sono ricchissime, di cui la città di Catania, ma così come anche quella di Palermo, è ricchissima. E con questo ho finito. Grazie Maria Rosa. Grazie, molto interessante.